Non crede che nessuno possa capacitarsi di questa cosa qua. E senta, avvocato, la sento molto scossa. Lei conosceva la famiglia, conosce la famiglia? Sì, sì, molto bene. Poi il fatto che ci sia di mezzo un bambino per me è un dramma, veramente. Avrei voluto esserci io al suo posto. Non è il momento del diritto, ma solo quello della compassione per Ermira Azzuri, avvocato ma soprattutto amica dei familiari del piccolo Simone, il bimbo di 1 anno e 10 mesi morto dopo essere stato investito dall'auto guidata dalla nonna Valentina, ora indagata per omicidio colposo, con la procura che nelle scorse ore ha disposto una perizia cinematica. L'obiettivo ricostruire gli ultimi istanti prima dell'incidente, calcolare la velocità del mezzo, le traiettorie, i tempi di reazione, l'eventuale evitabilità del sinistro nel cortile di questa casa in via Tiverona Zero Branco, dove tra gli altri erano presenti anche i genitori di Simone, mentre la sorella maggiore si trovava in auto con la nonna. Parallelamente gli inquirenti procedono per omessa vigilanza, ma per questa ipotesi non ci sarebbero iscrizioni nel registro degli indagati. In questo momento non ci sono diversificazioni, la famiglia è unita. Sì, Ok. Avvocato, spero che non ci siano mai diversificazioni, spero che siano sempre uniti, glielo auguro io con tutto il cuore. Che questo dolore li fortifica e non li separi. Una famiglia che resta ammutolita, quella di Simone, prostrata. I vicini di casa si stanno occupando di loro con piccoli grandi gesti concreti. Ieri sera tutte le bambine ci siamo riunite attorno alla sorella più grande per distrarla. La nonna quasi non cammina più dal dolore purtroppo, quindi bisogna dargli una mano e stargli vicino in questo momento. i genitori. Distrutti, non si danno pace. Era bravissimo, un angelo proprio.